Giusto, faccio un mezzo. Buongiorno. E chi si mi ricorda chi è? Si accomodi, prego. Mi accomodo? Dove mi accomodo vorrei sapere? Scusate, ma non le vedete le sedie? Vedete Accomodate. le serie? Se mettessero l'occhio evidenti sto picchiarello, sta vita. Prego. E dunque, il signore chi è? Piacere, Francesco Tarantella, dottore in medicina. Piacere tanto. E lei invece chi è? Sono sposo in Annina, la figlia di Don Nicola. Ah, piacere tanto, piacere tanto. Vostro suocero, amico mio da tanti anni, ieri venne fino a casa ad invitarmi per questa festa. Ti giuro, allora sarà un onore per noi. Questo è certo, questo è certo. Soltanto che io, visto che ho delle liste, volevo sapere una cosa da Don Nicola. Andiamo! Coraggio, dobbiamo andare! Dobbiamo lavorare! Ma che piacere, caro Don Cicillo, caro, caro Genera, come stai? Tutto bene? Dico, io volevo sapere soltanto una cosa. Sì, scusatemi, ma non vi posso dire proprio niente perché tengo da fare delle cose, Accomodatevi voi, a dopo! Ragazzi, andiamo, qua dobbiamo faticare! Che ti vado? Per faticare o per non fare niente? Scusatemi! Siamo tutti sporchi, siamo di tutta la mano. Che vuol dire? È uno stravagante, ma è tanto di buon cuore, Pure può essere per... Accomodatevi. Accomodiamo. Ma scusate, adesso che vi guardo bene, ma voi per caso siete quei giovani che fino a poco tempo fa, alle 4 in punto, ci andate dal Palazzo Strada Speranzella numero 19? Sì signore. Scusate, ma voi non siete quell'uomo che fino a mesi fa, in punto alle 4, quando esceva il palazzo, voi trasivano. Sì signor. Com'è che quando esceva voi trasivano? Perché mi dai quando escevi, scusate. Ha messo una cosa, Questo è certo, succedeva ogni giorno. vedi, io ne vedo pure che andrò a trovare. La signorina donna Teresina, la simpatica Per carità, io sono ammogliato, state zitto, se qualcuno vi sente, mi fate passare un guaio. mi pare. Mi pare. E poi con questo risetto strano pure andavate a trovare Andrea, Sì, però appena conobbi Nannina non c'è più. E voi invece ci andate ancora. Ho detto silenzio che sono ammogliato, se ci sentono. Comunque non ci sono più passato di là, mai più. Quella è una giovane simpatica. Simpatica, simpaticona. Lo sapete, ci avevo perduto la testa per un certo periodo di tempo. E se ne è mangiato l'armi la volta. Pascarella. Pascarella. Sapete, io in quel palazzo ci ho abitato 5 mesi e già mi presi una camera mobiliata al primo piano per stare un po' più vicino. E mi facevo chiamare Luigi Pollo, capite? Capisco. Anche quando l'anni mamma da piate! Perché non c'è via scala? Ma non ti devo fare, Stanta zitto! Ma che sta? È caduto con Nicola con Pascale! E io non devo! E sei scumato di sangue! Cavolo! Andiamo da cucina, pigliami un bicchiere, dammi una freccia, compagno! Dammi una freccia, che succede? No, ragazzi, che tanto succede, tutto a posto, niente di grave. Niente di grave? Niente di grave, no, niente. Sono caduta con Pascale, ma scumate sangue per questo. Bene, sì, perché io do stamattina un tremendo mal di testa che non vi dico. Ma avete bisogno di qualcosa? Faceteci qualcosa, no? Si è fatto male assai! No, niente, vi ho detto che cosa da niente. E poi, scusatemi, fra una mezz'ora mia figlia Nannina va al municipio a essere sposata. Posso dar conto di questa piccolezza? No, signore, sono caduto. Saluto a tutto quanto. Mi sono fatto male. Che me ne preme, che me ne importa. E poi, ti tengo tanto sangue un po' che fa pure un po' organietto un po'. Grazie, andiamo. Compagno, mamma mia, grazie vedo tutto. Andiamo. Che c'entra un po' che... La verità, è un venuto originale! E che volete dice? È un pazzo. Scusate, con permesso, io dovrei andare a mettere in ordine alcune cose. Sapete, sono avvocato. Se avete bisogno di me, comandatemi pure. Prego, fate pure. E vi auguro un prossimo matrimonio, tanta felicità, È quello che non c'è col prima. Avete avuto già una moglie? Sì, l'avevo detto 2 anni fa. Vogliamo 6 mesi che l'aveva sposato. Scusami, sono povera giovinetta.
non è una giovinetta, Ah, no. teneva 54 anni. Ah, 54 anni, La sposai perché teneva un po' di dote, ma poca roba, sapete. Il problema è che dopo la sua morte sono stato nell'inferno con un suo nipote che voleva per forza denaro. Pensate, mi andavo dicendo che io ho fatto venire la zia talmente dalle cose che le davo, solo perché io volevo rimanere padrone di tutto. Era un ammasso di calunnie, le solite cose. si capisce, si capisce. Dunque, allora io vado, arrivederci. Arrivederci, arrivederci. Ah, a proposito, non mi avete detto come vi chiamate? Enrico Bernardo. Enrico Bernardo. Pure ho messo un nome, non è nuovo. Enrico Bernardo. Enrico Bernardo. Mamma mia, fai con nome che speriamo che adesso non va a questa tresina. Da Santa Speranzella numero 19. E poi mi ricordo che fui condannato a 4 anni. Che bello, marito, ma... Ma che ci dice fatto? Già, sì, Ma tu invece che ci fai? No? che ci faccio? Che ci faccio? Ehi, Bosa, a casa non ti deve niente che famo, sono studessa venuta, perché un resto vedere, la mia prima casa va sposo municipio, capisce? Vabbè. Don Federico, invece voi che ci facete là? E come che faccio? Io sono amico stretto dello sposo. Ma ieri sera Don Nicola me ne a casa mia e me ne a abitare. Figuratevi che sono pure il testimone. E poi mentre salivo a largo del mercatino ho trovato vostra moglie e ho creduto mio dovere accompagnarla. Grazie tanto, siete stato davvero un buon giovane, grazie. Però mi sono reso conto che per venire fino a qua, ci sta una salute che ripete assai. Ma poi quando si è saliti sopra si gode di un'aria bellissima. Del resto se me l'avreste detto, potevamo prendere una vettura. E poi sarebbe stato troppo... Don Nicola, Don Federico, lasciamo stare. Avete fatto già tanto, grazie lo stesso. Sarà per la prossima volta. Dunque, Elena, tu guarda Nannini che sicuramente ti stai aspettando. Io nel frattempo vado a fare un po' di visite, ma torno subito. Ma raccomando, però torna presto, non mi fate loro pensieri. Donna Ambrose, non ti preoccupare, vai, vai. Con permesso. Prego. Vai, vai. Buone gentile condotte. Mi piace. Molto. È a vostra disposizione. Ma neanche se riceve pure a vostra disposizione. Ai vostri comandi. Arrivederci, Don Federico. Arrivederci, arrivederci. Arrivederci. Ma prima si arriva a quella carichia. O Elena corrisponde all'amor mio, o Cadinto faccio un burdello. Ma che dite che vuoi che li lettero re? Ah, già essere pazzi che li lettero non lava. Si è stagnato! Che cosa? Sì. Don Federico, acqua fresca e aceto, si è stagnato tutto, si è stagnato. Scusate, ma che cosa? Ah, già, voi non sapete il fatto. No, sapete, io prima sono caduto a coppa da scala e mangio sfumato di sangue. Ah, siete caduti? Sì. Qua nella galleria. Per mettere qua, patapum. Che si volete fare? Comunque, ho fatto una sana da ballo. Ma è bene, la volete dire? Ecco, un'anteprima. Cioè, questa volta qua. Fatemi vedere. Dite la verità. Complimenti. Grazie, pure immobile, grazie. Sapete, era l'unica stanza che tenevo più grande. Allora sapete che ho fatto? Ho tolto tutti i mobili. Mi è costato un po' di fatica. Ma che fa? Per quella figlia mia farei di tutto. Si capisce. No, Nico, però già che ci troviamo, io volevo fare 2 chiacchiere tra amici. Ma com'è che avete combinato questo matrimonio così, in 20 giorni? Vi dirò. Ci sono state diverse ragioni. Accomodate, grazie. Che mo ve ne racconto,